nelle migliori delle ipotesi avverrà a Natale. Secondo il professor Crisanti, il lockdown potrebbe arrivare anche prima, c'è solo un modo per convivere con il virus ed è quello di ridurre al minimo la trasmissione del contagio. Mascherine meglio se chirurgico, FPP2 e tracciamento dei contatti. Importante isolare più persone possibili. L'indicatore della situazione non è il numero dei contagi, ma è il numero di isolati rispetto ai contagi giornalieri. E questa è la misura dell'efficienza del sistema che abbiamo sul territorio per bloccare la trasmissione virale. Guardi, tipicamente una persona incontra 10-15 persone negli ultimi 5 giorni che dovrebbero essere messi in isolamento. Se lei vede quello che è successo ieri nel Veneto, abbiamo avuto 366 contagi, mi pare, e circa 650 isolati. Ora, se noi abbiamo 350 contagi, noi se avessimo un'efficienza del 100% avremmo dovuto mettere in isolamento 6.000 persone. Ora questo significa che noi stiamo mettendo in isolamento il 5% delle persone, lasciando in giro il 95% di possibili contatti, di cui alcuni sicuramente contagiati. Gli effetti del DPCM si vedranno tra 2 o 3 settimane, ma in Inghilterra, spiega Crisanti, le restrizioni e le chiusure anticipate dei locali non hanno dato i risultati sperati. Anche sul trasporto serve un aumento dei mezzi e dei controlli. Al momento l'unica soluzione, secondo Crisanti, è quella di organizzare al meglio la macchina dei tamponi. A questo punto servirebbe delle direttive chiarissime sull'uso dei test, perché c'è tantissima confusione, ognuno fa come gli pare e purtroppo questi test hanno delle prestazioni che non si adattano a ogni situazione. E quindi, guardi, il fatto di non aver pensato mesi fa a implementare un piano di sorveglianza attiva basato sull'incremento dei tamponi e sull'incremento delle persone sul territorio per fare tracciamento non si risolve né con i tamponi rapidi né con test fai da te, perché si rischia soltanto di creare situazioni ancora peggiori.